alle minacce, alla violenza e questo atteggiamento prepotente come metodo va estirpato, e a Rubano, e io mi auguro dappertutto, diciamo no. Hanno augurato a lei, alla sua segretaria e alla sua mamma di essere violentate. La prossima visita che riceverai sarà armata. Minacce gravi che non possono passare sotto traccia e che la sindaca di Rubano, Chiara Busone, ha denunciato prima ai carabinieri e poi pubblicamente. Minacce fatte da una cittadina che si è presentata in municipio. Ho sentito che le rivolgeva proprio le parole: "Ti auguro di essere violentata, così cambi atteggiamento". Rendendomi conto della gravità, ho deciso di avviare una registrazione nel mio smartphone, perché volevo tutelare prima me e poi comunque chiunque la stesse affrontando in quel momento. Ho deciso di uscire, so che la mia segretaria non voleva farmela avvicinare, ma io sono uscita e ho deciso di affrontarla. Ha detto appunto che mi augurava di essere violentata, e anche a mia mamma, e quando io le ho detto che stavo registrando e che quindi avrei portato la registrazione ai carabinieri, ha di fatto rincarato la dose dicendo: "Loro sanno che io sono qui e sappi che la prossima volta vengo armata". La donna ha minacciato la sindaca dopo aver subito un furto in casa da parte dei ladri e ha accusato la prima cittadina di quanto le è accaduto. Io ho cercato appunto di essere accogliente, perché sono assolutamente consapevole che un fatto così, anche solo un tentativo di furto, è una violenza molto forte, si rimane traumatizzati, si ha paura, magari avevano i figli in casa, quindi io questo lo capisco perfettamente, però augurare a me un male così grave e adducendomi delle responsabilità che non ho è troppo grave. Parole gravissime, la segretaria della sindaca è ancora scossa per quanto è accaduto, da qui la decisione di Chiara Buson di raccontare ai suoi concittadini, anche con un messaggio sui social, quanto è successo. Ora il messaggio audio con le minacce è in mano ai carabinieri, tanta la solidarietà che le è arrivata pubblicamente da amministratori e politici locali, tra i primi Sergio Giordani, sindaco di Padova e presidente della provincia. Anche nella diversità di vedute la comunità e i cittadini devono sempre rispettare questo sforzo perché è democrazia, guai a travalicare il limite di linguaggio o comportamenti violenti, ha scritto Giordani. Anche Stefano Tonazzo, primo cittadino di Limena, Claudio Piron di Selvazzano e Davide Gianella, vice sindaco di Piove di Sacco, e tanti consiglieri comunali di tutto il Padovano si sono schierati al fianco di Chiara Buson. Sono stata veramente travolta da un mare di affetto anche proprio da tantissimi altri sindaci, amministratori e anche dalla regione, insomma, perché chi fa questo servizio sa che cosa vuol dire metterci la faccia, metterci la vita privata e pubblica, e quindi sa che cosa vuol dire, quanto grave è ricevere questo tipo di minaccia. Possiamo essere in disaccordo, ma è un limite che è stato travalicato, che non va travalicato mai.